Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Nella giornata dell'11 maggio i carabinieri del gruppo Tutela del Lavoro di Venezia, con il supporto dell'Arma Territoriale del Comando Provinciale di Treviso, ha dato esecuzione a 2 misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti soggetti di nazionalità pakistana ritenuti responsabili di reati commessi nei confronti di decine di loro connazionali per quanto riguarda l'intermediazione e lo sfruttamento del lavoro aggravato in concorso. Il provvedimento emesso dal GIP di Treviso su richiesta della locale procura trae origine da un'attività investigativa avviata e condotta tra i mesi di ottobre 2020 e febbraio scorso dai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Treviso in collaborazione con i colleghi di Udine a seguito delle risultanze ispettive derivate da una serie di controlli effettuati ad aziende agricole delle province di Treviso, Pordenone e Udine. Le indagini, coordinate dalla dottoressa Anna Andreatta, sostituto procuratore della Repubblica di Treviso, ha consentito ai militari dell'Arma di individuare un'impresa operante nel settore agricolo con sede a Cessalto, che reclutava cittadini pakistani da impiegare come manodopera per lavorare presso aziende del territorio in regime di sfruttamento. Gli accertamenti condotti dai carabinieri attraverso i complessi servizi di osservazione, controllo e pedinamento, oltre che controlli ispettivi e acquisizione di informazioni testimoniali rese da numerosi lavoratori, permettevano di far emergere le condotte delinquenziali dei 2 indagati. Il titolare dell'azienda, fornitrice di manodopera, cittadino pakistano, che si occupava dell'impiego dei lavoratori presso le aziende agricole, mentre uno stretto collaboratore, suo concittadino, reclutava e trasportava i lavoratori presso i luoghi dove gli stessi venivano sfruttati. Il collaudo con cui agivano gli indagati, venuto alla luce a seguito delle indagini svolte dai carabinieri della tutela del lavoro, consentiva loro di proporsi sul mercato agricolo ad un prezzo decisamente vantaggioso per le ditte committenti, che beneficiavano del reclutamento e l'impiego di manodopera irregolare, soprattutto in quelle attività particolarmente usuranti e faticose come la raccolta di prodotti agricoli e la potatura delle vigne, che per la peculiare natura dell'attività meglio si prestano al fenomeno dello sfruttamento. Il minor prezzo offerto sul mercato veniva assicurato anche grazie alle mancate corresponsioni contributive previdenziali che venivano riconosciute solo ad una minima parte dei lavoratori impiegati. Ulteriori indagini in corso. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.